Buongiorno e benvenuti a Deoganer TV. Vi piace la nostra televisione? Aspettiamo un vostro commento nei social, possibilmente senza parolacce però, possiamo fare di meglio ragazzi. In questa puntata è venuto a trovarci un pezzo grosso della nostra scuola, il dirigente Roberto Zanlè. Per lui abbiamo preparato alcune domande per conoscerlo meglio e per vedere cosa ne pensa del nostro istituto. Ma senza perdere ulteriore tempo vi lasciamo alla sua intervista. Buona visione. Credo che per la maggior parte degli studenti la figura del dirigente sia una presenza un po' astratta all'interno della scuola. Noi siamo abituati a confrontarci quotidianamente con i docenti o con il personale ATA. I dirigenti sono per la maggior parte degli studenti quello che dispensa le punizioni esemplari quando servono. Lei però, già nel breve periodo trascorso dal suo insediamento, ha avuto modo di farsi notare nel vero senso della parola, stazionando davanti alla scuola la mattina per dirigere il traffico e diramando una circolare in particolare che non ha riscosso molto successo tra gli studenti. Perciò mi auguro che questa intervista contribuisca ad una maggiore conoscenza reciproca. Ma prima di cominciare facciamo una breve presentazione. Roberto Zanlè nasce a Uzwil, ridente comune svizzero nel canton San Gallo. In epoca imprecisata arriva in Italia, in località sconosciuta, stabilendosi infine vicino ai nostri colli. Fin da piccolo gioca al piccolo chimico e piuttosto di una gita a Venezia preferiva fermarsi a Porto Marghera, riuscendo alla fine a conseguire la laurea in chimica con ben 110 lode e una tesi dal titolo affascinante quanto misterioso per il 99% delle persone. Studio con spettroscopia e PR risolto nel tempo di stati fotoeccitati di tripletto di alfa, omega, di fenipolieni in matrici orientanti. Seguono in rapida successione un dottorato di ricerca in scienze chimiche, un master sulla gestione dell'innovazione, un master di secondo livello sulla dirigenza scolastica e a seguire specializzazioni e diploma di perfezionamento riguardanti l'insegnamento e la didattica. Assieme all'attività di ricerca presso l'Università di Padova, l'insegnamento diventa il suo più grande esperimento, che professa nelle scuole superiori e all'Università degli Studi di Padova, divenendo alla fine anche autore di un libro di ben 320 pagine. Linguaggio e strumenti della fisica. Fisica? Ma non insegnava chimica? Lei, così distinto, vista la sua formazione, come vede noi studenti? Come ci definirebbe dal punto di vista chimico? Degli atomi impazziti? No, assolutamente. Gli studenti sono degli atomi che sono qui a scuola e stanno crescendo perché c'è la necessità di aggregarsi a formare strutture superiori, per esempio le bellissime molecole organiche della vita, tipo il DNA, le proteine, gli enzimi, quindi anzi gli studenti sono la potenzialità di creare nuovi esseri viventi utili e importanti nella nostra società. Partiamo da una parola. Se le dico scuola, cos'è la prima cosa che le viene in mente? La scuola è l'unica istituzione praticamente che è rimasta nelle nostre società moderne, postmoderne definirei, che stanno a mio giudizio andando lentamente verso un mondo distopico di cui non so se siamo consapevoli. Dicevo, la scuola per me è l'unica istituzione che rimane, che coltiva ancora la cultura, il senso del stare insieme, del crescere insieme e del fare insomma le cose insieme. Beh, ma magari può anche dare una risposta più legata alla sua esperienza scolastica personale? Beh, infatti vorrei dire che io, come tutti, come i docenti e anche il dirigente, è stato uno studente. Avete ragione ovviamente, non vedo tutto questo distacco io tra studenti, docenti e dirigente. Non mi immagino come in una posizione isolata, ma anzi appunto mi piace stare in mezzo alla gente perché io ho un'idea di scuola che vorrei trasmettere. Poco dopo il suo insediamento lei si è rivolto con una lettera aperta agli studenti e ai genitori. In un primo passaggio elogia il personale degli uffici e i docenti che garantiscono il funzionamento di questa grande macchina chiamata scuola. Ma perché ogni anno a giugno questa macchina si ferma completamente ed ogni anno a settembre sembra che si riparta dall'anno zero? Perché c'è questa discontinuità durante l'estate? Esattamente, me lo sono sempre chiesto anch'io e adesso l'ho scoperto, visto che sono diventato dirigente. In particolare, per esempio, dalla nostra scuola, quando sono arrivato io il 2 settembre c'era la segreteria didattica senza personale. Molti uffici senza personale, praticamente in
un mese e mezzo io ho dovuto firmare 80 contratti di lavoro per assumere personale. Certo che una scuola che riparte con 80 assunzioni su 170 che sarebbe il personale, cioè il 50% del personale nuovo da rinnovare ogni anno. Certo che è così. L'impressione da fuori è giusta e sembra di ripartire ogni volta. Tuttavia devo anche dire che è vero, gli operatori interni non riescono, forse perché mal diretti, non lo so, lo scoprirò, non riescono a depositare le pratiche, le buone pratiche. Un dirigente dovrebbe avere la visione strategica e riuscire a fare in modo che la scuola funzioni per protocolli organizzativi, cosa che forse mi sembra di dire non ci sono. Lei poi si rivolge a noi con molte domande, su una però vorrei rispondere subito, ovvero quando chiede se ci rendiamo conto quanto costa il servizio pubblico di istruzione, se io gli rispondessi che secondo me costa troppo poco e che bisognerebbe investire di più, lei cosa mi direbbe? È vero, a mio giudizio, ovviamente io sono un uomo che si ritiene di cultura e per la scuola, amo la scuola, si dovrebbe spendere di più in cultura. Certo che i soldi in una società sono finiti, in una società organizzata provengono dalle tasse, per cui sono scelte politiche quelle di dire quanto si investe nella scuola, quanto si investe in armamenti, quanto si investe nella sanità, quanto si investe in tante altre cose magari più o meno utili. Sono gli individui della società che devono riuscire a trasmettere ai politici dove dovrebbero essere spesi i soldi. Tra l'altro lo sapete quanto si spende per la scuola pubblica? Veramente tanto, sono 70 miliardi di euro all'anno, che sono una cifra notevole, quindi vuol dire che lo Stato l'impegno ce lo mette. Sono pochi, ce ne vorrebbero di più, ma sono insufficienti, ma sono tanti comunque, in senso assoluto, no? Quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e bisogna essere tutti consapevoli che bisogna spendere di più e meglio però. La lettera era rivolta anche ai genitori. Quale deve essere secondo lei il ruolo dei genitori oggi nella scuola? Beh, importantissimo. Io dal 2 settembre ho chiesto se c'era un comitato studentesco e un comitato genitori, mi è stato risposto di no e li ho fatti nascere, sia il comitato studentesco, che per me è fondamentale, e il comitato genitori anche è stato creato perché secondo me una scuola vive di relazione con i suoi utenti, cioè io vorrei fare il contrario, portare gli utenti dentro la scuola che si assumino anche loro la corresponsabilità delle scelte, mi sembra più che giusto. E cosa si aspetta da questi comitati? Mi aspetto appunto, uno, la possibilità di poter parlare con loro, sentire, ascoltare. La scuola funziona a grandi linee con delle regole e con dei documenti che sono fondamentali, che però nessuno conosce, per esempio il PTOF, per esempio il RAV, per esempio il PDM, lasciatemi non dire e spiegare cosa sono per adesso, però io avrei intenzione di dirlo. Io sono andato in collegio docenti e ho provato a spiegare, a parlare, sono andato in consiglio di istituto e ho provato pian pianino a provare a spiegare. È il dialogo che bisogna instaurare, perché una parte della didattica si può essere decisa parlando con gli utenti, quindi gli studenti e i genitori. Anche le spese in teoria potrebbero essere frutto di una corresponsabilità con per esempio i genitori. Conosceva la nostra scuola prima di diventare dirigente, ne aveva sentito parlare, che idea ne aveva? Sì, allora ne avevo solo sentito parlare di nome, non avevo davvero, devo ammettere, neanche ben individuato dove fosse. Poi l'anno scorso i casi della vita mi hanno portato qui come commissario esterno agli esami di Stato, quindi ci sono entrato l'anno scorso, era la prima volta che mettevo piede e ho avuto una sensazione di grande confusione, però non mi sono permesso di giudicare. Infatti io quando ho scelto di diventare dirigente le scuole erano praticamente tutte libere, ho scelto questa perché mi piacciono gli ITIS, in poche parole. Qual è la più grande sfida che si trova ad affrontare oggi? Appunto quella di riuscire a vedere se si riesce a mettere ordine, fare dei protocolli organizzativi che siano efficaci ed efficienti. La sento una grande sfida perché appunto si parte a mio giudizio da abbastanza lontano.
Quale obiettivo si è posto per quest'anno scolastico e quali invece per i prossimi anni? Posso rispondere senz'altro per l'obiettivo di quest'anno, che sarebbe quello di riuscire a vedere persone sorridenti, persone che stanno bene qui, in particolare penso anche ai professori e al personale, che l'ho visto molto indaffarato, molto preso dal lavoro, anche di corsa, e quindi mi piacerebbe che potessero le persone essere qui dentro serenamente, venire qui alla mattina e dire che bello, vado all'ITIS Euganeo. Questo è l'obiettivo minimo, perché secondo me è la strada poi per migliorare. Lei pensa che per come è organizzata oggi la scuola a livello di risorse e professionalità sia in grado di riconoscere, valorizzare e supportare il talento dei ragazzi che la frequentano? Allora, la politica scolastica sicuramente ha questo obiettivo. Questi sono scritti nei documenti ministeriali, in un sacco di leggi. Che poi ci riesca la scuola dal lato operativo forse è un po' difficile da fare. Comunque è l'obiettivo, deve essere l'obiettivo della scuola, valorizzare i talenti di ciascuno. Lei è più per una scuola inclusiva o selettiva? Chiaramente questa diatriba annosa che non nasce oggi ma nasce veramente tantissimi anni fa è una diatriba frutto di misconcezioni e di fraintendimenti. La scuola non può che essere inclusiva, deve essere inclusiva. Chi professa la teoria e il modello della scuola selettiva secondo me non ha idea di che cosa significhi dal punto di vista sociale, le ricadute negative sociali che le vediamo, le misuriamo ogni giorno, e d'altra parte però non si deve fraintendere che cosa voglia dire inclusiva. Inclusiva non vuol dire la promozione facile, inclusiva significa che la scuola deve dare tutti gli strumenti per dare a ciascuno la possibilità di emergere, di valorizzare il proprio talento appunto. E il talento non è quello che lo decide il professore, non lo decide il professore in anticipo qual è il talento. I talenti sono quelli delle persone, quelli degli studenti, e il professore, la scuola, anche il dirigente deve riuscire a farli emergere, dare il supporto per farli emergere. Quindi la scuola inclusiva c'è sicuramente al 100%. Questa scuola ha molteplici indirizzi e ciascuno richiede e prevede laboratori attrezzati con disponibilità di macchine, computer, materiali, dispositivi. Lo Stato riesce a garantire adeguate risorse a questa scuola oppure questa scuola deve iniziare a pensare in autonomia per reperire quante più risorse possibili? È già quello che accade, sicuramente per esempio c'è il contributo volontario, cioè i laboratori per esempio di questa scuola funzionano perché ci sono i contributi volontari delle famiglie. Il MIUR, cioè lo Stato, e la provincia, che sono le uniche due altre fonti, ci portano dentro circa 90.000 euro. Questi 90.000 euro servono a malapena per il funzionamento, quindi i laboratori in toto funzionano grazie al contributo delle famiglie. Certo che in teoria non dobbiamo basarci solo su questo. Il dirigente per esempio avrebbe come compito quello di andare a reperire altre risorse, e qui in questa scuola comunque uno dei punti di maggior valore di questa scuola sono che in questa scuola avete avuto un sacco di finanziamenti per esempio dall'Europa, ma per questi finanziamenti vengono perché ci sono dei docenti che si sono impegnati per ottenerli. Questo laboratorio, per esempio, è frutto di un finanziamento esterno. Ritiene ancora necessari 5 anni per il completamento del ciclo di studi di una scuola secondaria o sarebbero sufficienti anche 4 anni? Una domanda difficile. Io posso dirvi quello che penso io, insomma, no, proprio a livello personale. Secondo me, messa così, non si capisce e non si riesce a fare scelte giuste. A mio giudizio viene un po' usata come specchietto per le allodole. Secondo me la visione dovrebbe essere più strategica, quindi bisognerebbe un po' cambiare un po' tante altre cose e forse un giorno si potrebbe pensare di accorciare di un anno la carriera scolastica prima dell'università, che non vuol dire ridurre di un anno le scuole superiori. Ha ancora validità secondo lei l'esame di maturità? Assolutamente, sono sempre stato contrario all'esame di maturità, la vedo, lo so, non dovrei dirlo, qualcuno se mi ascolta mi picchierà delle alte sfere, ma esprimo la mia opinione personale. Secondo me è una grande spesa, ha il suo scopo, la sua funzione, però è diventato abbastanza obsoleto.
E io sostituirei tranquillamente con un sistema tipo anglosassone, in cui diciamo ogni tot anni si fa una valutazione computer based su tutte le discipline. Tra l'altro nel sistema anglosassone gli studenti al terzo anno dei superiori possono scegliersi alcune materie, che trovo una cosa utile per motivare di più gli studenti, e poi ovviamente con questi sistemi di valutazione anglosassone, diciamo, se uno non supera un livello minimo non ha i crediti. Quindi eliminerei anche la bocciatura io, per esempio. Parliamo ora di una questione che sta creando parecchi malumori, l'uso del telefonino. Non credere che dopo anni di uso più o meno libero stiamo passando ad un eccesso di restrizione? D'accordo a non usarlo in classe, ma non è esagerato vietarlo anche durante la ricreazione? È solo una questione di tutela e prevenzione di usi illeciti? È solo una questione di tutela e prevenzione di usi illeciti o vi sono altre motivazioni? Beh, allora, farei io una domanda. Se uno legge il patto di corresponsabilità che avete firmato voi, tutti gli studenti l'hanno firmato, è scritto vietato l'uso del cellulare. Se uno va a guardare il regolamento di istituto, votato dagli organi collegiali della scuola, trova vietato l'uso del cellulare. Io non ho introdotto la restrizione, io l'ho letta nei regolamenti e l'ho semplicemente fatta applicare. Ok, questa è, diciamo, per carità, la prima risposta. Tuttavia, devo dirvi che ci sono anche degli altri motivi. Sicuramente c'è una difficoltà intrinseca da parte dei docenti di poter controllare 1200 studenti. È impossibile pretendere che un piccolo gruppo di docenti possa controllare così tanti studenti caotici. Poi ci siamo trovati per esempio che alla mattina i cellulari accesi intasano la rete wifi, quindi diciamo c'è stata una saturazione. La prima cosa, l'obiettivo che ha una scuola è quella di insegnare le regole e il rispetto delle regole. Cioè, che senso ha insegnare chimica se poi proprio nella scuola insegna a non rispettare le regole che si è autodata? C'è un patto di corresponsabilità facoltativo e un regolamento di istituto. Se è scritto lì di non usarlo, è bene non usare il cellulare. D'altra parte io vi vedo anche molto più sorridenti adesso, per esempio durante l'intervallo ridete, scherzate, che mi sembra una cosa più bella, instaurate di più relazioni, che mi sembra una cosa più bella, più costruttiva. Devo anche dire che il cellulare, ho scritto nell'esplicitazione della regola che è già stata data, che il cellulare si può usare se uno ne ha bisogno per emergenza e si può usare per motivi didattici, se il professore lo chiede. I motivi didattici non sono il gioco, il giocherellare durante l'intervallo, giusto? Quella è un'altra cosa. Credo che stare 5 ore senza usare il cellulare, quindi uno spazio smartphone free, può essere tutto salutare. Io d'altra parte, mi vedete, ce l'ho sempre in mano il cellulare, però lo uso per lavoro, sono in costante contatto con il mio staff, con i docenti, ho 500 contatti WhatsApp e Telegram, ho un centinaio di gruppi WhatsApp, continuo a scrivere per lavoro però, quindi non ho nulla in contrario contro l'uso del cellulare, penso che anzi le nuove tecnologie e il BYOD siano molto utili, però deve essere quello, non una scusa per poter giocherellare, insomma. Per finire, risponda ad una domanda che non le ho fatte, ma che invece avrebbe voluto sentire. No, va bene così, cioè no, sono domande molto, molto belle, molto intelligenti, ovviamente mi aspettavo questa sui cellulari, ma ben volentieri ho spiegato le ragioni. Anch'io vi osservo da lontano, non è che mi osservate solo voi, e devo dire che in particolare il gruppo che fa l'RTV lo vedo molto bravo, competente, non è facile. Non è un lavoro facile. Poi per esempio sabato sono stato alla scuola aperta, ho visto studenti di terza, di quarta e di quinta cui mi sono sentito di togliermi il cappello per la loro competenza e la loro bravura. Quindi mi sono molto soddisfatto di voi studenti. Così. Ecco, quella che avete appena visto era l'intervista al nostro dirigente, che ringraziamo per essersi reso disponibile a rispondere alle nostre domande. Ora passiamo la parola a Sofia per le news della settimana. Grazie Davide. Amici, ben ritrovati nell'angolo delle news di UGAN RTV.
Iniziamo subito ricordandovi che chi desidera sostenere il test di certificazione inglese Cambridge dovrà inviare un'email all'indirizzo progetti.europei@iisuganeo.cloud allegando una copia del versamento fatto entro il 6 dicembre 2019. Le date in cui si effettueranno i test saranno presumibilmente tra il 10 e il 20 febbraio 2020 per il B1 e tra il 16 e il 26 febbraio 2020 per il B2 e si terranno in 2 giorni distinti, uno per gli iscritti, che in caso di iscrizioni elevate potrà essere fatto direttamente qui all'Euganeo, e uno per l'orale, presso la Oxford School di Padova. Ripartono anche quest'anno i laboratori Leggo per me e per te, per la realizzazione di audiolibri e il nostro teatro. Per maggiori informazioni lasciamo in descrizione il link alla circolare, nella quale è presente anche il modulo da compilare, nel caso voleste partecipare, che dovrà essere poi consegnato al personale in servizio, presso la portineria della vostra sede entro il 6 dicembre. Occhio, le attività di entrambi i laboratori saranno valutate ai fini dei crediti formativi e all'attribuzione del voto di condotta, e per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte per il PCTO. Sapete cos'è il PCTO? No? Ve lo diciamo noi. È il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento. Sapete cos'è il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento? No? Ve lo spieghiamo noi. È l'ex alternanza scuola-lavoro. Sapete cos'è l'alternanza scuola-lavoro? Bene. Concludiamo ora con una notizia per i genitori delle classi prime. Venerdì 13 dicembre alle ore 18:30 presso l'aula polivalente della nostra sede centrale in via Borgofuro 6 ci sarà un'assemblea generale per conoscere la scuola e le iniziative che essa propone, in particolare il progetto Accoglienza, e verranno fornite le informazioni anche sull'utilizzo del registro elettronico. E anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordiamo come sempre che potete trovarci su Instagram, Facebook e Twitter cercando Euganeo RTV. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e Spreaker, dove vi aspettiamo ogni settimana per una nuova puntata di Euganeo RTV. Ciao! Ma dopo viene fuori anche questa cosa? No, Fatta Ah sì, giusto, un po' del montaggio. sì, dobbiamo fare un cartello. Perché si illumina giusto per salire. Con una bella ricetta rossa, giusto?